Buonasera e benvenuti a Fatti e Parole. Questa sera parleremo di assistenti familiari, di badanti, come comunemente vengono chiamate queste signore. Anche, vedremo nel corso della puntata, anche signori ultimamente. Proprio ieri pomeriggio, era già buio, un assistente familiare è stata travolta da un'auto. Stava raggiungendo una sua connazionale, era in bicicletta, stava percorrendo una strada molto trafficata a Castel Goffredo. Adesso questa signora è in coma, è grave, è in rianimazione all'ospedale di Brescia. Queste persone affrontano quotidianamente molte difficoltà, la loro vita è complicata, lo scopriremo nel corso della puntata con i nostri ospiti e anche dopo, in seconda serata, perché questa sera manderemo in onda il video Badate a loro, realizzato dall'Arcifuzzi. Vi presento subito gli ospiti. Alla mia sinistra Cesarina Baracca, assessore alle pari opportunità della provincia. Buonasera. Alla mia destra l'assessore comunale al welfare Arnaldo De Pietri. Buonasera. Ancora alla mia sinistra Vittorino Marinoni di Anolf Cisl. Buonasera. E alla mia destra Claudia Miloni della segreteria CGIL. Grazie, buonasera. Per cominciare vi farei vedere appunto un frammento del video Badate a loro nel quale c'è la storia di Nina. Lavoro qui a 7 mesi e non so come dica, come seconda famiglia per me proprio. Anche queste persone, anche figli, nipoti e tutti. Quindi è un'esperienza positiva. Sì, sei veramente. fortunata. Sì. Loro non so, però io sì, sento così. Noi di più. Nina è scappata alla clandestinità, come tante badanti che vivono nella paura di essere rimpatriate. Ha chiesto più volte documenti che le sono stati negati, da qui la decisione di cambiare famiglia. Mettere in regola una badante costa al datore di lavoro 500 euro, un contributo forfettario necessario per denunciarne l'esistenza. Ma a molte badanti che chiedono una regolare assunzione viene risposto di no. Troppo costoso. Oltre ai 500 euro ci sono le tasse sul contratto. Meglio per tanti lasciarle nel limbo della clandestinità. Ecco, la storia di Nina si è conclusa bene, ma quante persone ancora oggi sono in questo limbo della clandestinità, come si sente nel servizio? Marinoni, come siamo messi con le regolarizzazioni? Allora, le domande sono state nel settembre dell'anno scorso 3.285 domande. E lo sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura sta effettuando la cosiddetta sanatoria e in pratica dovrebbe essere arrivata la sanatoria intorno, come dire, a 2/3, 70% delle domande presentate. Per cui calcoliamo che abbiamo ancora all'incirca dalle 800, 700, 800, 900 domande. È una procedura molto lunga, molto complessa. Noi abbiamo definito la sanatoria un fatto tardivo, un fatto costoso, un fatto insufficiente e un fatto ingiusto. Ma poi nel dibattito lo diremo. Poi capiremo perché. Al di là di comunque queste persone hanno ottenuto dalla famiglia hanno ottenuto la richiesta di regolarizzazione. Ci sono anche però tante persone che rimangono nell'ombra, cioè famiglie non disposte a pagare per regolarizzarle. Ecco, è impossibile, immagino, fare una stima di quante siano. Allora, noi calcoliamo che in provincia di Mantova le persone addette all'assistenza di anziani, persone non autosufficienti, dovremmo essere intorno alle 5-6 mila persone, 5-6 mila persone. Così come è calcolato che sull'intero popolo dell'immigrazione circa il 20% è addetto ai servizi familiari. Ma il problema è questo, cioè innanzitutto è stata una sanatoria arrivata male perché? Questo lo dobbiamo dire, perché dopo che è stato approvato il famoso pacchetto sicurezza che stabiliva che la clandestinità era un reato, è chiaro che si è dovuti correre ai ripari, la Lega non voleva assolutamente la sanatoria, ma ha dovuto subirla perché rischiavamo di avere degli anziani denunciati perché in sostanza ospitavano, facevano lavorare delle persone non in regola,
regola, e per quanto riguarda poi, parliamoci chiaro, il reato è punibile dai 5 ai 10.000 euro e addirittura con una reclusione da 6 mesi a 3 anni. Una sanatoria fatta all'ultimo momento. Io mi ricordo ad esempio che Giovanardi, che è l'incaricato per la maggioranza, per il governo della famiglia, erano mesi e mesi che auspicava la sanatoria, ma non arrivava mai. L'hanno fatta in questo modo, ma è stata fatta molto e molto male, perché torno a dire, non abbiamo sanato complessivamente chi poteva essere sanato, no? Perché aveva un lavoro, aveva un'occupazione, aveva un datore di lavoro. Costosa perché costosa? Perché in pratica, come dire, non sono i 500 euro che comunque andavano pagati indipendentemente se esisteva o meno un diritto, per cui comunque sì, dovevano pagare. E la Lega ha fatto così, li fai pagare e va tutto bene. L'altra cosa però è questa, cioè che abbiamo situazioni familiari in cui, come dire, il costo dell'assistenza e il costo della contribuzione previdenziale che è legata rappresenta un onere spesso difficile da sostenere, tant'è che noi calcoliamo, o meglio è calcolato, che in Italia circa il 50% del lavoro domestico è ancora in nero, può essere il 49, può essere il 51. Per cui è chiaro che ad esempio quando noi, vedevo in sostanza l'ultimo dato, noi abbiamo un pensionato su 2, va bene, che è in Italia sulla soglia di povertà. sì. Vuol dire che allora in Italia, va bene, urge una politica familiare autentica che parta anche dal problema del welfare per gli anziani, ma anche occorre una politica che aiuti la famiglia. La donna svolge ancora il 71% del lavoro familiare, ultima statistica Istat. La donna quando è moglie, lavoratrice, madre, figlia di genitori anziani, si chiama un carico sovrafunzionale, non ce la fa più, ecco la badante. Una domanda, ma noi pensiamo che le figlie delle ucraine verranno ancora a fare le badanti in Italia? E allora le badanti hanno un futuro? No, il futuro allora lo dobbiamo costruire noi con la politica e con delle scelte diverse. Assessore De Pietri, le badanti in effetti stanno riempiendo un vuoto che altrimenti le nostre famiglie non riuscirebbero a colmare, ma ci sono alternative realistiche per adesso con i fondi a disposizione? Allora, è evidente che le politiche del welfare guardano sempre più a un approccio alla domiciliarità, no? Quindi ad assistere i nostri anziani a casa. Voglio dare qualche dato, un paio di dati interessanti sulla Lombardia. Esistono circa 7 badanti ogni 100 anziani e i servizi sociali riescono a coprire mediamente il 7% della domanda di domiciliarità. Questi 2 dati elementari ci dicono quanto sia importante il ruolo a livello di tenuta del welfare di queste lavoratrici. Parlo al femminile perché sono in stragrande maggioranza, che sono extracomunitarie, ma sono anche comunitarie e sono sempre più anche italiane. Sì, dopo infatti vedremo. Ecco, quello che diceva Marinoni è vero, c'è un carico, il costo medio mi pare di una badante sia posizionato sui 1.100 euro mensili. 900. Ecco. Un dato interessante che viene dallo sportello assistenza familiare, ad esempio, evidenzia come vi sia stato un rallentamento nel 2009, da luglio-agosto sino alla fine dell'anno, delle famiglie che si sono rivolte allo sportello per il matching, per avvalersi di questo servizio che fa lo sportello. Questo è il dato della crisi, sì, evidentemente, no? Ecco, quindi che cosa si fa per questo problema? Troppo poco. Che cosa si può fare? Moltissimo. Da capire giustamente le risorse come possono essere orientate, ma soprattutto le sinergie come possono essere spese. Parlo tra amministrazioni, ma parlo ad esempio anche di capire come il privato sociale può in qualche modo affiancarsi al pubblico.
Claudia Miloni. Sì, io volevo ritornare su la domanda che facevi prima, e cioè perché la storia di Nina, e Nina raccontava che aveva tentato per parecchie volte di emergere rispetto a un lavoro irregolare e non era riuscita. Io credo che dobbiamo anche partire dal fatto di considerare come questo sistema di incrocio tra domanda e offerta, quindi tra famiglie che si trovavano sole rispetto a una necessità e a una volontà di cure domiciliari e meno di ricoveri, e queste donne, perché la maggior parte sono donne, che venivano soprattutto dai paesi dell'est, dove c'è ancora invece una tradizione di cura che è familiare rispetto ai propri anziani, che si offrivano per questo lavoro. Quindi è brutta come parola da usare, però è un mercato che si è autodeterminato e che quindi ha trovato delle regole coperte, delle regole comunque, come se le famiglie potessero essere considerate alla sorta di imprenditori. Quindi questo incrocio fra domanda e offerta, è chiaro che nel momento in cui arriva una regolamentazione a questo punto da parte del pubblico, e questa regolamentazione si cala con tutte le difficoltà che diceva prima Marinoni, porta con sé degli oneri che quindi devono essere considerati, anche perché noi rispetto al bisogno di domiciliarità a questi bisogni rispondiamo in modo scarsissimo con le politiche sociali e le politiche di welfare, tanto è vero che si stima un risparmio di svariati miliardi all'anno da parte dello Stato, ma sono costi che gravitano sulle famiglie, quindi da una parte si è incrociato domanda e offerta, una solitudine di queste lavoratrici che vale la pena ricordare, cioè, e inquadrare dell'est, donne quarantenni che lasciano nel loro paese tutti i loro affetti, e dall'altra parte però anche la solitudine delle famiglie. Quindi a questo punto, visto che la sanatoria è stato un bisogno indotto da parte del pacchetto sicurezza, non era un obiettivo della sanatoria, era una necessità, a questo punto bisogna che anche lo Stato risponda rispetto ai costi che scarica sulle famiglie. Noi infatti chiediamo che sia per esempio defiscalizzato tutta la parte di oneri relativi al lavoro delle badanti, perché possiamo chiamarle, credo proprio badanti, perché badano, si prendono cura che sia defiscalizzato questo, che sia fatta una formazione, quindi investimenti anche sulla formazione di questi assistenti che rispondono sempre più a bisogni che non sono solo sociali, cioè noi dobbiamo allontanarci dalla visione della badante come di colei che fa compagnia, i bisogni diventano sempre più complessi per i nostri anziani, sempre più si somma la parte sociale alla parte sanitaria, e poi avremo anche bisogno per garantire i diritti contrattuali che ormai sono definiti, per esempio l'istituzione di albi, per cui nel momento in cui la lavoratrice ha bisogno di tornare ai suoi affetti e i tempi sono lunghi, per cui mi allontano dall'Italia per andare al mio paese, non ci vado per una settimana, mi serve perlomeno un mese e mezzo, che anche questa fase transitoria non sia regolata ancora dal mercato del lavoro nero, ma che esistano degli albi per cui le famiglie con tutta sicurezza possono rivolgersi ad altre lavoratrici, e le stesse badanti, che vediamo che relazioni poi hanno con la famiglia e con l'assistito stesso, possono andare tranquillamente e poi ritornare rispetto al loro lavoro. Assessore